ringraziamo. Amém. Io canto un inno di lode, dopo invito la sorella Nemesis per cantare le altre. Amém? Potete sedere. Amore grande, profondo e sublime, questo è l'amor del mio creator. Non c'è nel mondo che possa igualar-se al grande amor de mio Salvador. Dio de amor, Dio de amor, solo sei tu. Dio di amor, non c'è altro Dio, no, non c'è fuori di te, no, non c'è fuori di te, per me non c'è amore, e solo ti ama. Ci compri, ci guarda da tutto il male che esiste nel mondo. Per questo l'adoro con l'anima mia, perché mi hai dato Gesù, dolce calma. Dio di amor, Dio di amor, solo sei tu, il Dio di amor. Non c'è altro, no, non c'è fuori di te, no, non c'è fuori di te, per me non c'è amore. Solera Lemesis. Pace a tutti, così continuiamo a lodare il nome del Signore con il numero 26. Numero 26. Viva Cristo, eterna mia ricchezza, rupe scudo, arca di salvezza, la sua luce mi conduce a perfetta santità. Viva Cristo, rocca mia diletta, vera mana, verità perfetta. Son sicuro che contento lui per sempre seguirò. Viva Cristo, la mia eterna sorte, mio tesoro in vita e dopo morte. Mi consola la parola santa e pura del suo amor. Viva Cristo, alto mio ricetto, dai fedeli ognora benedetto. Il suo bene mi sostiene nelle lotte di guaggiù. Viva Cristo, conductor de santi, in cui vivo e vivono tutti quanti. Gli eletti, benedetti, dall'eterno suo Evangelo. Gloria a Dio. Lì vicino, numero 30. Amen. In ogni tempo, fratello, il Signor prenderà
Cristo che parla di vita ed amor, prenderà cura di te. Ei prenderà cura di te, ei prenderà cura di te. In lui riposa, lui in fe, egli avrà cura ognor di te. In ogni prova, fratello, il Signor prenderà cura di te. Cristo che abita dentro al tuo cuore prenderà cura di te. Ei prenderà cura di te. Ei prenderà cura di te. In lui riposa, lui in fe. Egli avrà cura ognor di te. In ogni luogo, fratello, il Signor prenderà cura di te. Cristo che dona potenza e valor prenderà cura di te. Ei prenderà cura di te. Ei prenderà cura di te. In lui riposa, lui in fe. Egli avrà cura ognor di te. Fino alla morte, fratello, il Signor prenderà cura di te. Cristo maestro e tu buon pastor prenderà cura di te. Ei prenderà cura di te. Ei prenderà cura di te. In lui riposa, lui in fe. Egli avrà cura ognor di te. Gloria a Dio. Dobbiamo lodare al Signore, fratelli, con un sentire, con una ragione, amen, perché questo è promessa. Non è solo per lodare, non è solo per dire, è una promessa che dobbiamo credere nel nostro cuore, amen. Quando si loda al Signore con un entendimiento, con una ragione, è una cosa potente, amen, potente, aleluya. Continuiamo così con el número 689. 689. Aleluya. Voglio cantarle melodie al Signor, con Lui che mi trasformò. Voglio cantarle melodie al Signor, con Lui che mi trasformò. Il mio amico è Gesù, il mio amico è Gesù. Egli è Dio, Egli è Re, è amor, libertà. Solo in Lui io trovai quell'amor che cercai. Solo in Lui io trovai la felicità. Voglio cantarle melodie al Signor, con Lui che mi trasformò. Voglio cantarle melodie al Signor, con Lui che mi trasformò. Il mio amico è Gesù, il mio amico è Gesù. Egli è Dio, Egli è Re, è amor, libertà. Solo in Lui io trovai quell'amor che cercai. Solo in Lui
trovai la felicità. Gloria al Signore. Continuiamo. 603. Una lode molto bella che penso che tutti possiamo cantare. 603. Gesù, t'adoriamo, proclamandoti Re. Tu sei qui, proprio in mezzo a noi. Con lodi noi te esaltiamo, dillo di un trono ti prepariamo, dillo di un trono ti prepariamo, dillo di un trono ti prepariamo, perché tu, oh Signore, sei Re. Gesù, t'adoriamo, proclamandoti Re. Tu sei qui, proprio in mezzo a noi. Con lodi noi te esaltiamo, e mentre noi t'adoriamo, e mentre noi t'adoriamo, e mentre noi t'adoriamo, viene e reina, Signore, su noi. Viene e reina, Signore, su noi. Gloria a Dio. È proprio quello che aspettiamo. Amen. Mentre aspettiamo il ritorno del Signor Gesù, che la sua gloria sia in mezzo al suo popolo. Amen. Pace a tutti. Volevo chiamare i fratelli Lucas per fare una preghiera per noi. Amen? E dopo leggiamo la parola di Dio finché arriva i pastori. Gloria a Dio, alleluia. Saluto la Chiesa con la pace del Signore. Preghiamo insieme. Signor Gesù, siamo qui grati con cuori pieni di gioia e allegria perché tu ci hai dato la possibilità di venire nella tua casa e lodarti, glorificare, ringraziare soprattutto tutto ciò che tu hai fatto per noi e quello che stai facendo. Ti ringraziamo perché tu hai iniziato la buona opera in noi e sei tu, il nostro Dio fedele, che continua a lavorare, e ti ringraziamo. Chiediamo che il tuo Santo Spirito guidi la nostra vita, il nostro spirito, incontro al tuo, perché possiamo ascoltare la tua parola, sentire ciò che tu vuoi insegnarci. Ti chiediamo che il tuo Santo Spirito possa produrre frutti nel nostro cuore, nella nostra vita, perché possiamo così glorificare il tuo nome tramite la nostra vita e le nostre azioni. Ti ringraziamo per ognuno di noi che siamo qui stamani e chiediamo a quelli che non sono venuti, sia per motivi di malattia, qualche di lavoro, oppure perché non hanno voluto venire. Tu conosci i cuori di ognuno e
tu sei capace di entrare, trasformare e dare una porzione a ognuno. E chiediamo, Signore, in speciale adesso, anche per la vita di Anthony, figlio di Darly Vinicius, che ieri è nato. Siamo grati a te, Signore, perché stai prendendo cura della sua vita. Quindi mettiamo davanti a te il nostro cuore come Chiesa, come corpo di Cristo, uniti, con un'unica preghiera, un unico pensiero di ringraziamento per quello che tu stai facendo in nostro mezzo. Ti glorifichiamo e lodiamo. Nel nome di Gesù. Amen. Glória a Deus, aleluia. Ci sono alcuni fratelli che visitano noi oggi? Ah, c'è William, è venuto martedì, no? Ma eravamo già finiti, lui è venuto per partecipare dei culti di ensino. Amém? Io volevo lasciare un versetto per voi, finché i pastori non arrivano. Questo qua è toccato Dio nel mio cuore in questa settimana, di questi profeta. Questi profeta, lui era un profeta che, sapendo della benevolenza di Dio, non voleva predicare la parola di Dio. Amém? Alcuno conosce questi profeta? Nessuno, vero? Quelli che è ingoiato del grande pesce, conoscetevi? Jonas, è lui. Leggiamo. Giona, capitolo 3, da 6 fino al capitolo 4 e 2. Apriamo le nostre Bibbie. Glória a Deus, aleluia. Questo è il profeta che non voleva predicare l'amore di Dio. Amém? Tutti hanno trovato? Quando la notizia giunge al re di Ninive, e egli alzò dal trono, e gli tolse il manto, e si copre di sacco, e si mise a sedere sulla cenere. Per decreto del re e dei suoi grandi fece, quindi proclamare e divulgare in Ninive un grande ordine che diceva: uomini, bestie, armenti e greci non assaggiano nulla, non mangiano cibo e non bevono acqua, ma uomini e bestie si coprono di sacco e gridano a Dio con forza. Ognuno si converta dalla sua malvagia e della sua violenza, che è nelle sue mani. Chissà Dio non si volga, non si penta e metta da parte la sua ira ardente, così noi non periremo. Quando Dio vede ciò che facevano e ciò che si convertivano dalla loro via malvagia, Dio si pentì del male che aveva detto di fare loro e non lo fece. E capitolo 4. Ma questo dispiace molto a Giona, che si ardirò. Così egli pregò all'Eterno dicendo: ó Eterno, non era forse questo che dicevo quando ero ancora nel mio paese? Per questo sono fuggito in precedenza a Tarsi, perché sapevo che sei un Dio misericordioso, pieno di compassione, lento a ira e di gran benignità, e che si pente
de male minacciato. Amém? È arrivati i pastori. Giona, come tutti lo sappiamo, Dio ha mandato lui a predicare a Ninive, no? Potete sedere? Dio ha mandato lui a predicare contro Ninive, perché Ninive era un paese corrotto. Amém? E Ninive, se não me sbaglio, era de um paese della Siria, vero? Era una provincia di Siria, se non mi sbaglio, no? Quindi la Siria era nemico di Israele. E Jonas, sendo israelita, era inimigo dei ninivita. Amém? Quindi, quando Dio ha mandato Giona lì a predicare contra Ninive, lui sapendo che Dio era amoroso, benevolente e bondoso, sapendo che se lui predicava e loro si penteva dei suoi peccati, lui non distruggerebbe loro, no? Quindi lui piglia un biglietto per andare via, per andare a Tarsi, no? Per andare lontano di Ninive. Quindi lui, quando prende questo biglietto, entra nella barca e lì scende giù e dorme. E c'è una grande tempesta. Pace, pastore. E c'è una grande tempesta, il mare era rivolto e il comandante del barco scende giù e sveglia lui e dice: il mare è rivolto, non hai paura? E lui si alza e lì nella barca lançano la sorte per vedere chi è il colpevole, no? Perché prima loro pregavano il suo Dio. Tutti che erano lì non erano credenti di Dio e pregavano al suo Dio. E lançano la sorte e vedono che lui era il colpevole per il marto rivolto. E domandano a lui. C'è scritto qua, lo leggo. Allora gli chiesti: spiega dunque per causa ti sei è venuta addosso, che sta assicura. Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni? E gli risposte a loro: io sono ebreo e temo all'Eterno, il Dio del cielo, che ha fatto il mare e la terra ferma. Amém? E dopo che lui ha detto questo, lui ha detto: è colpa mia, mi butta nel mare, che il mare cesserà il suo rivolto, no? E loro non volevano buttare Giona nel mare, ma alla fine hanno buttato, no? E quando hanno buttato lui, il mare appena si è fermato. E loro lì, dice la parola di Dio, e loro lì quando hanno buttato Giona nel mare, il mare si è cessato, loro hanno predicato il Dio dei ebrei e hanno fatto voti al grande Dio, no? Io credo che lì che la parola dice qua che secondo me anche loro si hanno convertito, no? Perché hanno fatto voti al grande Dio, no? Amen? Il grande pesce ingoia Giona e lui rimane lì 3 giorni e 3 notti nel pesce. E lui clama a Dio: Dio mi aiuta. E Dio, come è un Dio bondoso, piedoso, ha fatto i grandi pesci, come si dice, vomitare Giona in Ninive, no? E lui comincia a predicare
mas não volendo, predicava così, perché non voleva che il popolo di Ninive si arrepentiva, perché loro erano inimici. E lui predicava così. Dice la parola di Dio che era in 3 giorni di viaggio a piedi la città di Ninive, perché era una grande città. E lui si alza e comincia a predicare. Fra 40 giorni questa città subsistirà. E predicava così, una semplice parola. Ma lo Spirito Santo di Dio è toccato il cuore del re e lui si è arrepentito, ha chiesto ai popoli per fare una preghiera a Dio, è vestito di sacco, no? Si è seduto nella cenebre e Dio ha avuto compassione di questa città. Amen? E loro lì hanno visto che Dio è un Dio bondoso, compiacente, come si dice? Compiacente e compassivo. E loro hanno visto che è un Dio, che il nostro Dio è grande. Amen? Se noi pecchiamo, fratelli, perché siamo tutti peccatori, basta dobrare il ginocchio e chiedere compassione, perdono di Dio, e Lui risponderà. Amen? Perché Gesù Cristo è venuto al mondo perché uno che nele crede não pereça, ma abbia la vita eterna. Amen? Jesus Cristo è venuto per noi, per salvare tutti noi. Amen? E questa è la riflessione che lascio a voi. Ora invito i pastori e lui continua. Amen? Glória a Deus, aleluia. Signor, conosci il desiderio della mia anima. È come un fuoco che arde dentro il mio cuore. Signor, sai perché io non posso andare nei paesi di questo mondo corrotto. Io vorrei fare il missionario. Io vorrei, Signor, tuo nome proclamar a coloro senza speranza che non sanno che esiste un Dio. Io vorrei annunziarti. Soltanto tu conosci i miei problemi. Soltanto tu, Signor, mi aiuterai, perché so che in te vivo, tutto in me tu puoi fare. Andrò, Signore, ovunque mi condurrai. Io vorrei fare il missionario. Io vorrei, Signor, tuo nome proclamar a coloro senza speranza che non sanno che esiste un Dio. Io vorrei annunziarti. Amen. Pace a tutti. Che meraviglia poter essere qui stamattina. Ero bloccato per via della maratona, ma sono riuscito a fare un giro nel mondo e arrivare da un'altra parte. Gloria al Signore che siamo arrivati. Posso trovare i fratelli che seguono facendo l'opera di Dio, il nostro diacono che cresce insieme alla Chiesa, e così il Signore opera nella nostra vita sia di modo orizzontale che di modo verticale. È questo che vorrei predicare oggi.
è la crescita che il Signore propone a ognuno di noi. Amen? Mettiamoci in piedi, fratelli, leggiamo la parola di Dio. Abbiamo ricevuto un messaggio che ci colpisce, che parla di Giona, un uomo che ha ricevuto una missione, ha ricevuto una chiamata di Dio, e questa chiamata lui doveva svolgere di modo non preciso, come noi diciamo, precisamente, ma c'è differenza fra preciso e volentieri. Lui doveva fare volontariamente, darsi nelle mani del Signore, perché il Signore lo guidasse in ogni cosa. Amen? Leggiamo Marco capitolo 8 dal versetto 31. Glória a Deus, aleluia. Mio computer. Marco capitolo 8 dal versetto 31. In preghiera per Anthony, io ho già imparato a parlare il suo nome, Anthony, ma bellissimo, ragazzi? Molto bello. Io al solito dico che tutti i neonati non sono belli, è vero. Mia mamma dice, tu eri bellissimo, ho detto, non è vero. Ma Anthony è un neonato molto bello, con il viso molto, sembra disegnato, molto preciso, bellissimo, e prego che il Signore possa compiere tutti i suoi propositi nella sua vita. E è importante capire che quando Dio permette delle cose che a volte ci sconvolge o non sono nella regola della normalità, capiamo che c'è qualcosa anche grande, perché la misura della tempesta è la misura del miracolo, perché quando loro attraversarono il mare di Genesaré hanno liberato un uomo che giaceva indemoniato tutta una vita, e che non solo lui era in quella condizione, ma tutta la città era sotto non la guida, ma sottomessa al governo di quella legione di demoni. Ma quando Gesù arrivò lì, dopo la tempesta, ha messo fine in quel governo. Amen? Glória a Deus. Gloria al Signore. Quando Mosè, prima di nascere, c'era un decreto di morti che sconvolgeva tutto l'Egitto, sì? Gli ebrei, e principalmente le ebree, le donne ebree, piangevano, erano sconvolte di quello che succedeva lì per via di quel decreto. Però in mezzo a quello decreto maligno nasce Mosè. Quindi il Signore ha sempre una strada eccellente, buona e perfetta. Amen? Glória a Dio. Leggiamo la parola del Signore. Poi cominciò a insegnare loro che era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, e fosse ucciso e dopo 3 giorni risuscitasse. Diceva queste cose apertamente. Pietro lo prese da parte e cominciò a rimproverarlo. Ma Gesù si voltò e, guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro dicendo: Vattene via da me, Satana. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua,
perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per causa mia e del Vangelo la salverà. E che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Infatti, che darebbe l'uomo in cambio della sua anima? Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli. Parola di Dio. Amen. Accomodatevi. Vorrei invitare i bambini per andare alla classe felice. Non è mio solito aprire il computer come i fratelli sanno, ma non ho avuto tempo di trasferire al telefono quello che ho scritto. E con questi dolori che ho non riesco a memorizzare tutto il testo come facevo prima. Adesso ho bisogno di una guida. Venite, ma fratelli, questa chiesa è dei bambini o no? È o non è? Sì o no? Diciamo a loro forte, vorrei che ripetete quello che dirò, va bene? Bambini! No, forti perché loro sono gioiosi, forti, eh? Bambini! Questa chiesa è vostra e voi siete preziosi. Vi amiamo e preghiamo per voi. Preghiamo per loro. Signore Gesù, in questo momento vorrei chiederti per la vita di ogni bambino, Signore, che è qui. Oh Signore, in questo momento che tutta la Chiesa passa questa prova insieme a dargli Vinicius, ci fa, Signore, ragionare sulla vita, sull'opportunità che ci dai, sia di generare, sia di partorire, ma anche di crescere ogni bambino. Guarda, Signore, come noi siamo in questa terra molte volte pensando che le cose sono così e che devono essere alla normalità, ma quando le cose escono dalla normalità capiamo che tutto, ogni pezzo della nostra storia c'è la tua mano, la tua volontà, la tua gloria. E questi bambini, Signore, non sono altri che la tua volontà, la tua mano e la tua gloria. Benediceli nel nome di Gesù. Amen. Voi siete la gloria di Dio. Amen. Dio vi benedica. È così, è con volontà e senza volontà. Fratelli, il testo che abbiamo letto stamattina è un testo che parla di un momento molto particolare di Gesù, quando lui ha cominciato lì a dire il prezzo del discepolato, di essere un discepolo. Perché noi a volte pensiamo che essere un cristiano è compiere solo alcune regole. Quali? Quella che lo statuto di una chiesa o che il credo di una chiesa dice. E il credo diciamo che è quello più preciso dallo statuto, perché lo statuto è il modo del governo interno di una chiesa, no? E bisogna avere l'organizzazione istituzionale. Tutte le organizzazioni hanno bisogno di uno statuto che è la base delle regole. Però il nostro statuto c'è una base che è la Bibbia e dalla parola di Dio esce lo statuto che regge la Chiesa come una organizzazione. Però come un organismo vivente che è la Chiesa, allora noi abbiamo bisogno di capire i principi che ci regolano e che ci portano avanti.
quando parliamo del prezzo, è una parola che non ci piace tanto. Prezzo, c'è sempre spendere, che c'è dietro lavoro, impegno, sacrificio, sì? Perché se uno paga un prezzo, paga perché si impegna, perché ha lavorato, perché si è dato da fare, si è faticato, si è sacrificato, no? Io vedo le persone, principalmente gli adolescenti, i bambini, che non sanno il prezzo delle cose. Perché? Perché non sanno. Sapete dire? Siete d'accordo con me che loro non sanno il prezzo perché non lavorano? È vero o no? Perché loro non lavorano, allora non sanno il prezzo. Quando tu lavori e prendi 10 euro quell'ora di lavoro e tu vai a un McDonald's e in un vassoio lì a volte ci sono 2 ore di lavoro, sì o no? Allora tu cominci a dire, io ho lavorato 2 ore e ho speso in 30 minuti, perché 30 minuti 40 tu mangi quel cibo e finisce, va bene, c'è la soddisfazione, c'è il momento, tutto conta, ma umanamente, di modo ragionevole, riusciamo a comprendere che quel vassoio ci ha costato 2 ore di lavoro, no? Perché riusciamo a fare questi calcoli? Perché lavoriamo, fatichiamo e ci impegniamo per avere i soldi. Quindi parlare di prezzo vuol dire sapere quanto si fatica e quanto si sacrifica per avere. Quindi per essere un discepolo ci vuole un prezzo di sacrificio, di impegno e di fatica. Dentro di questo testo noi vediamo Gesù insegnando, perché comincia nel versetto 31, Gesù dicendo, la parola dicendo, poi cominciò a insegnare loro. Sulla storia del cristianesimo noi vediamo che la Chiesa antica o la Chiesa primitiva, i primi discepoli che in quel momento non erano ancora né Chiesa, non erano una Chiesa ancora, perché Gesù ancora era lì vivo, non era morto, perché la Chiesa nasce dalla risurrezione di Gesù quando raduna i discepoli e dà quell'ordine ai discepoli, a tutti che erano lì, andate in tutto il mondo e fate discepoli di tutte le nazioni. Quell'ordine è dove parte la Chiesa, perché la Chiesa non parte da una struttura, la Chiesa inizia da una missione e la missione è stata data da Gesù, ok? Quindi la Chiesa cresceva, diciamo, quel gruppo cresceva, ma non cresceva perché erano numerevoli, ok? Quel gruppo cresceva perché aveva conoscenza, perché la vera crescita viene da una vera conoscenza. E per avere una vera conoscenza noi abbiamo bisogno di pagare un prezzo o di impegnarci per conoscere. Quanto di più ci impegniamo a conoscere, non dirò più grandi siamo, userò un'altra parola, più profondi siamo. Il teologo riformista Packer, J.I. Packer, ha usato una metafora, e questa metafora lui ha usato per suggerire che la Chiesa moderna, la Chiesa attuale, non è grande. Perché non è grande? Perché non è profonda. Lui identifica, perché è un teologo del secolo XX,
e lui identifica la superficialità dei discepoli di Gesù della Chiesa moderna. La differenza fra i discepoli del passato, dei secoli passati, e dei discepoli del secolo presente è la grandezza, ma non di altezza, perché le chiese, le persone sono diventate grandi perché nella prima chiesa non c'erano tante persone importanti, influenti del mondo dentro la chiesa. Erano più i poveri che seguivano Gesù. Infatti, quando vediamo Gesù svolgendo il suo ministero e impiantando il regno di Dio, vediamo che la folla dei malati, dei poveri lo seguiva. E lui guariva, dava da mangiare loro, ma anche insegnava. Perché la guarigione e il dare cibo, Gesù era consapevole che non era sufficiente, era necessario. Amen? Ma non era sufficiente. Gesù sa che è necessario per la tua vita avere la guarigione e il sostegno. Gesù lo sa. Ma Gesù anche sa che non sarà sufficiente questo. È la conoscenza che ti farà non arrivare lontano, ma essere profondo. È la profondità spirituale che ci fa avere saldezza. È quello che Paolo ha detto ai Corinzi nel capitolo 15, versetto 58. Fratelli, siate saldi, costanti e abbondanti. Lui dice 3 cose, 3 caratteristiche che dimostrano una chiesa grande: saldezza, costanza e abbondanza. Guarda mio sino bello. Ciao. Saldezza, costanza e abbondanza, 3 caratteristiche che la Chiesa dimostra la sua grandezza. La Chiesa non dimostra la sua grandezza nella quantità di membri. La Chiesa non dimostra la sua grandezza nel luogo di culto splendido. La Chiesa non dimostra la sua grandezza in avere una tecnologia molto ultra avanzata. No, la Chiesa dimostra la sua profondità nella saldezza, nella costanza e nella abbondanza. Allora, saldezza vuol dire incrollabile, vuol dire che non si smuove. Quante persone conosciamo in questo tempo? Quando sono tornato in Brasile, dopo alcuni anni di missione qua in Italia, ho trovato persone che continuano lì, servendo il Signore. Ma ho cercato altri e domandato: dov'è Tizio, Caio? Dov'è? O dove sono? Ah, sai, quello non c'è più, è andato via, quello ha mollato nella fede. Paolo parla di personaggi che nella sua vita ministeriale in un momento sono stati importanti, partecipi, ma che dopo hanno mollato. Diotrefi è un esempio di questi personaggi, che ha iniziato, ma la Bibbia dice che ha amato il presente secolo e se n'è andato. E quante persone si stanno andando, e questo è il riflesso di mancanza di profondità spirituale. Perché su Salmo 46 la parola dice che Dio è soccorso pronto nel momento della avversità. La Bibbia dice che i monti si smuovono, che le acque schiumano,
ma la città rimane ferma, salda. E noi siamo, Paolo ha detto, che noi siamo questa città. Paolo ha detto ai Corinzi capitolo 3, io e Apollo non siamo niente, siamo solo collaboratori. Ossia, lui dice, i pastori non influenzano in voi, o loro non sono la parte più importante della vostra vita. Loro collaborano, partecipano, contribuiscono con la vostra crescita, ma non sono loro responsabili per la vostra vita spirituale. Perché voi siete edifici di Dio. Ossia, edifici parla di abitazione. E questa abitazione viene abitata, non svuotata. Questa abitazione viene riempita. Quando pensiamo a questo, allora capiamo che la Chiesa bisogna questa saldezza, perché quando le acque verranno e vogliono smuoverci, quando il vento soffia forte, noi non ci muoveremo. Stiamo vivendo un momento molto particolare della Chiesa. Un momento che le persone cambiano di Chiesa per niente, per un motivo, per l'altro. Non prendete questo come indiretta, perché mi conoscete, io sono diretto, quello che devo dire dirò. Ma sto insegnando alla Chiesa, perché mi preoccupo. Non è il fatto di cambiare Chiesa, di andare di una Chiesa all'altra. Non è questo il fatto, è il perché. E molte volte noi per un niente diciamo, perché sai, me ne vado. E io sempre insegno, non solo a quelli che sono qui, ma a quelli che vogliono venire. Io dico, ma perché tu stai uscendo? Perché vuoi cambiare? Perché tu vuoi venire e essere qui? Qual è il motivo? Perché anch'io sono responsabile di chi ricevo. Perché a volte chi riceve pensa, sto guadagnando. E noi non abbiamo un'azienda, noi siamo amministratori dei doni di Dio e tutto appartiene a Dio e la Chiesa è di Dio. Quindi chi c'è e chi arriva e chi se ne va sono responsabilità nostra. E noi abbiamo bisogno di capire e di insegnare la cosa giusta, non quello che ci favorisce. Perché è bello avere tutte le sedie piene, no? Ma la quantità vuol dire qualcosa? Niente, nulla. Perché Dio non misura il mio ministero per la quantità. Infatti, come leggo molte biografie di missionari, c'è un missionario in Perù che lui ha predicato tanti anni in Perù, tanti anni, quasi 20 anni. E lui non ha guadagnato una grande folla, ma solo un uomo. Di tutto il suo ministero, lui ha guadagnato proprio, ha portato a Cristo una sola persona. Altri sono venuti perché erano di un ministero lontano, per i loro motivi, e sono venuti, si sono aggregati. Ma di tutti i membri, lui ha guadagnato solo uno. Dopo quel missionario è morto. È venuto un altro missionario. È continuato a predicare sulla strada. E questo nuovo missionario diceva, quando era lì a predicare,
il messaggio. Le persone venivano e accettavano Gesù. Ma quando accettavano Gesù, dicevano a lui: guarda, c'era un altro missionario qua, come te, che ha predicato tanto la parola, tanto la parola, tanto la parola. E io lì sentivo la parola, lì ricevevo la parola, ma ero duro di cuore. Questo che tu oggi hai parlato è stato tutto che lui ha parlato. Ma capisco che è arrivato il mio momento e lì quella persona si è consegnata a Cristo. Ma vedete che il ministero non è misurato per la quantità, è misurato per l'impegno. Allora entra la perseveranza di continuare nonostante i numeri non sono favorevoli. Packer ha detto che la Chiesa moderna ha 5 chilometri di lunghezza e soltanto 5 centimetri di profondità. Vogliamo arrivare molto lontano, ma non vogliamo faticare per crescere in profondità. Questa affermazione che lui fa è una critica che non mi piace. Ma ho scritto critica perché lui non può cambiare. Ma noi possiamo correggere. Correggere in noi il fatto che il cristianesimo non può essere mai una superficialità di vita, ma una profondità che ci dia salvezza. A punto di, quando le cose succedono, vengono fuori, noi siamo capaci di rimanere, continuare, ma non solo quello, fruttificare. Mentre ero sulla strada vedevo la preghiera di Luca che chiedeva al Signore: ci fa fruttificare tramite la tua parola, che la tua parola generi frutto in noi. È questo che dobbiamo chiedere. La salvezza di rimanere nonostante, come la palma nel deserto, il vento soffia, ma le sue radici sono profonde e lei non si smuove, rimane. Ma questo deserto è questa terra che Dio mi ha piantato. Perché ci sono persone che oggi sono lì in quella terra e dicono: ah, ma non mi piace qua questa terra, e gli piace quella, ma non conosce, vedi solo da lontano. Tornando al testo biblico, vediamo la densità e solidità del discorso di Gesù. È quello che dico, è l'insegnamento, è il desiderio di imparare che ci farà crescere. Non è l'emozione, perché è bello avere, ma avremo un giorno un'orchestra missionaria, sì, nel nome di Gesù, ma non voglio che questa chiesa cresca nella musica solo, perché c'è una bella musica. Guarda il coro che canta, che cosa meravigliosa, e che sia nel nome di Gesù. Chi dice amen? Amen. Che sia. Che i nostri bambini possano occupare questi spazi che oggi sono vuoti, ma fra un po' loro Levi suonerà qui la chitarra e la Sofia lì la tastiera e la Beatrice cantando e Eliseo la batteria. Non avremo più, dobbiamo buttare questa parete per fare tutta l'orchestra.
perché loro cresceranno. Amen? Ma la Chiesa non può perdere la sua profondità, perché si sta riempendo tutto il tempo del culto di musica, di questo, di quell'altro, di intrattenimento, e manca la parola. Le persone si annoiano, dormono nel momento della parola. Sono inquieti, vogliono guardare l'orologio, ma che ora sarà il pranzo oggi? Perché parlato troppo, ma siamo favorevoli a 40-50 minuti, un'ora di tanta musica. Perché c'è manifestazione nella musica e nella parola. Dov'è la manifestazione dello Spirito? Dov'è? No, non voglio una chiesa emotiva, e Gesù non ha mai voluto una chiesa emotiva. Gesù vuole una chiesa ragionevole, che cresce con grazia e conoscenza. È potenza di Dio per scacciare via i demoni, è potenza di Dio per guarire i malati, è potenza di Dio per moltiplicare pane e pesci, ma è potenza di Dio anche per crescere nella conoscenza delle sacre scritture e discernendo cos'è e cosa non è, cosa va bene e cosa non va bene, cosa viene di Dio e cosa non viene di Dio, e non saremo imbarazzati nelle cose di questa vita, nell'imbarazzo delle cose di questa vita, credendo a una pietra, credendo a un colore, credendo a un pezzo di ramo, credendo a un pezzo di legno, credendo a una Bibbia aperta, a un salmo che si legge e porterà tutta questa benedizione. Non è il salmo, fratello, è il Dio dei salmi. Glória a Deus. Aleluia. Alleluia. Nel testo biblico vediamo la densità, solidità del discorso di Gesù, e ci sono persone che non vogliono più. Ci sono persone che non vogliono più frequentare una chiesa biblica, un culto biblico, un gruppo biblico. No. Siamo sensibili a piangere quando uno comincia a parlare in lingue e mette la mano qua e fa così, fa così. Siamo molto propizi a queste cose perché siamo emotivi. Apro un parentesi, un giorno ero in Svezia, è venuta una profeta e quella profeta si muoveva così, io ero lì, saldo, fermo. È arrivata là, tu non ricevi tutte le profezie, dite è vero. Sei particolare per ricevere una profezia, dite è vero. E non ha detto più niente. Aspettava che quando lei si, come diciamo in nordestinês, si bulisse, si muovesse, e io ho cominciato, no, io voglio sapere. Sì, dica. Voglio analizzare ogni cosa che Dio sta mi dicendo, voglio custodire nel mio cuore, perché se Lui vuole parlare con me così, allora devo custodire tutto per bene, no? Non senti niente. Non è durezza, fratelli, questo. Questo non è durezza. Questo vuol dire profondità, perché non è che mi sto dando di profondo, ma sto dicendo io conosco la voce del mio Signore, perché parlo con Lui tutti i giorni. Lui parla con me, io parlo con Lui. E se Lui vuole parlare con me tramite i profeti, parli, perché sono qui pronto per ascoltare. La Bibbia dice, non perseguitate i profeti. La Bibbia dice, non dobbiamo perseguitare i profeti, ma io non sarò ingannato dai profeti, perché la parola di Dio è la parola profetica. A volte viene uno e dice, Dio è con te, lo so. Ma Dio ha un piano nella tua vita, lo so. Mi ha salvato, no? Ma noi siamo così superficiali,
che nel primo momento Dio ha un piano nella tua vita, Dio vuole fare cose grandi nella tua vita. Io so tutto l'imbroglio che ho nella mia vita da togliere, da levare, e Dio è solo parlare quello a me? No. Quello è il profeta che sta parlando a me, perché so che se mio Dio parlerà con me di quel modo, vuole correggermi di quello che non ho ascoltato da me da solo. C'è qualcosa che lui vuole parlare. Era come Geremia che era lì a dire: convertetevi, ravvedetevi, e i re cosa facevano? Perché altri profeti erano al posto loro di profeti, dicendo: no, non è vero, perché il Signore gradisce le vostre opere, perché il Signore gradisce il vostro modo, perché il Signore gradisce i vostri cuori, la vostra sincerità. E no, gli umani, gli esseri umani, piace queste cose. Chi non vuole essere coccolato così? Amen. Ma il Signore Gesù non era a ricerca di follower. No. Gesù non era a ricerca di follower. Per questo il suo insegnamento era duro. Perché lui non si interessava se piaceva a uno o all'altro. No. No, Eliseo, lui non si interessava. Gesù, scusate, ma sta facendo così al nostro ego. Non mi interessa se ti piace, se non ti piace, non mi interessa. Tu hai bisogno di questo. Gesù non dà quello che noi vogliamo, Gesù dà quello che noi abbiamo bisogno. Glória a Deus. Aleluia. Perché quello che noi abbiamo bisogno è quello che ci farà vivere. È quello che ci salverà. Quindi Gesù non era preoccupato di avere i follower, ma di salvare e trasformare le persone. Una chiesa grande è una chiesa piena di persone salvate e trasformate. Glória a Deus. Che arriva una domenica e sente un messaggio e dice: è vero, io non posso continuare in questa vita di bugia, di inganno, non posso continuare così perché se no andrò all'inferno e Gesù mi vuole portare in paradiso, darmi vita eterna. Io non posso continuare così perché se no vivrò bene qua, ma in eternità non sarà come qui. Perché qui noi lavoriamo per avere un po' di cose, ma là no, là è già tutto pronto, sia su che giù. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 6, noi troviamo Gesù parlando il culmine del suo discorso. Il contesto qual era? Era il pane vivo sceso dal cielo. Chi non come della mia carne, chi non mangia della mia carne, chi non beve del mio sangue non ha parte con me. Gesù non stava parlando come i cattolici interpretano, dicendo: dobbiamo mangiare il corpo di Cristo e bere il sangue di Cristo come la transustanziazione. No, Gesù non stava parlando di questo. Gesù dice: quelli che non sono partecipi nelle mie sofferenze, quelli che non sono coinvolti nel mio regno, non ha parti con me. E se non ha parti con lui qua, non avrà parti con lui neanche lassù. Amen? In quello discorso noi troviamo un insegnamento difficile, sì o no? Duro, sì o no? È possibile dare gloria a Dio? Noi vediamo una reazione della folla. Qual è stata la reazione della folla? Molti dei suoi discepoli, anche dei discepoli e seguaci, trovarono queste parole inaccettabili. Per loro era uno scandalo, difficile di comprendere. E nel versetto 60 del capitolo 6 loro hanno detto: questo linguaggio è
può intenderlo? Chi può comprenderlo? E per causa del linguaggio e del modo di Gesù, l'abbandono. A causa di questo insegnamento, molti discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Versetto 66. La domanda ai 12 Gesù ha fatto, sono rimasti 12. E Gesù ha detto, vedendo la folla diradasi, Gesù si rivolse ai 12 apostoli e chiese loro, volete andarvene anche voi? Chi è venuto oggi per essere coccolato ha trovato logo sbagliato. Quei 12 discepoli lì sono rimasti e Gesù poteva dire, io sono quasi da solo, devo preservarli, devo fare qualcosa, fisserò una cena a casa, comprerò un regalino per loro. Noi siamo così, ma Gesù no. Noi abbiamo bisogno di avere affetto degli altri, riconoscimento, riconoscenza, gratitudine. Gesù no, perché lui è in sé, lui è in sé, lui non ha bisogno di nulla, in sé lui è. E lui, potendo dire, rimanete voi, vedete questi traditori. No, Gesù non ha chiamato loro né di traditore né di niente. È stata la loro scelta, perché ognuno sceglie la strada che vuole seguire e Gesù ha dato a loro la possibilità di scegliere, perché Gesù non ci ha fatto come uomini controllati. No, Gesù ci ha fatto completamente liberi di scegliere, di ragionare e di dire voglio questo per la mia vita, voglio questo per la mia vita, voglio questo per la mia famiglia, voglio questo per il mio presente, voglio questo per il mio futuro. Nessuno pecca involontariamente. Tutti noi pecchiamo volontariamente, consapevolmente. Ma anche consapevolmente Gesù ci perdona. Perché Lui non ci perdona con emozione, né perché noi daremo a Lui qualcosa, perché Lui guadagnerà qualcosa nel suo perdono. Il perdono di Gesù non genera nulla a Lui, genera a noi. Perché Lui è la vita, ma a noi il suo perdono genera vita. Una chiesa profonda non è dura, rigida, né è nella vendetta, non vivi la vendetta. Questi discepoli un giorno erano lì e hanno detto, guarda, noi siamo andati lì e abbiamo visto uno che faceva così, cosà, quell'altro era Gesù. Risolviamo questo problema. Se tu vuoi, preghiamo per fare scendere fuoco dal cielo e così verranno tutti distrutti. E Gesù ha detto, perché noi siamo così. Noi non riusciamo a gestire le situazioni e quando le situazioni scappano del nostro controllo, cosa vogliamo fare? Una bomba, boom, finito tutto e si ricomincia. Ma Gesù vuole dialogare. Gesù vuole parlare. La Chiesa moderna non è adatta ad ascoltare, non è pronta ad ascoltare, perché vuole parlare. Vedete come i psicologi sono pieni, le terapie sono piene
Perché? Perché le persone hanno bisogno di parlare. Allora prendono appuntamento nella terapia, si sedono lì in quella sedia e cominciano. Sì o no? Sentivo un psicologo che diceva questi giorni proprio così. Anch'io ho bisogno di una terapia perché io mi dedico ad ascoltare le persone. Allora lui si mette lì a ascoltare le persone perché le persone hanno bisogno di parlare. Ma sa perché hanno bisogno di parlare? E cercano un professionista, e questo è buono perché loro sono umani e hanno bisogno di cercare anche questo. E noi anche abbiamo bisogno di questo. Però non possiamo annullare che le camerette stanno chiuse. E Gesù lì pronto, che non ha bisogno di psicologo, Gesù non ha bisogno di fare una terapia perché ci ascolta. Ma le nostre camerette chiuse. Perché la Bibbia entra nella tua cameretta, chiudi e prega e parla con tuo Padre. Ma noi non abbiamo più questo percorso, questa strada non è quella che vogliamo perché ci vuole profondità. Vogliamo la superficialità. È più facile spendere 100 euro quanto di euro per parlare con uno che ti ascolterà e risolverà il tuo problema, ti aiuterà, ma risolverà il tuo problema? Perché se sapete uno che tu vai là, si siedi e esci con un elenco di soluzioni, ditemi. Le persone stanno pagando per essere ascoltate. Le persone stanno pagando per capire il suo problema. Perché c'è vuoto. C'è superficialità. Non senti più la profondità nelle sue radici perché non bevi dell'acqua profonda, bevi solo dell'acqua che uno viene e arriva con secco. È vero o no? Quando uno vuole, dà da bere, ma se non vuole, rimani secco. Perché non è profondo. Pietro capiva la profondità di Gesù. E in quel momento, tramite la sua comprensione, ma la sua comprensione non ha rivelato quello che lui ha capito, ma la sua comprensione è stata servita per la rivelazione che ha ricevuto. Capito com'è? Se noi leggiamo, preghiamo, noi diamo possibilità a noi di capire le cose spirituali. Non a Dio, perché a Dio noi non diamo possibilità nessuna, di niente. È Lui capace di tutto. Ma quanto più profonde le radici, più possibilità di trovare acque profonde, sì o no? Alimento profondo, sì o no? Quindi Pietro in quel momento che ha sentito, oh Levi, che ha sentito quelle parole, lui non ha mollato e ne ha detto a Gesù: scusa, tu stai abbandonato da tutti e anche ci tratti male così? Rimani da solo, vado via. Poteva dire sì o no? Ma lui non ha detto questo. La risposta di Pietro è stata diversa. A questo punto Simon Pietro rispose a nome di tutti, non per esprimere piena comprensione intellettuale, ma per riaffermare una fede e una lealtà incrollabili. Lo stesso Pietro che nel testo che abbiamo letto, Marco 8, 31, è stato ripreso da Gesù, è stato lo stesso che ha detto: Signore, da chi andremo? Alleluia! Le correzioni non ammassano. Le correzioni non togli nessuno dalla Chiesa.
le correzioni fa crescere. Ma la Chiesa moderna non sopporta le correzioni. Sono come piante di presemulo, superficiale, sensibile, stagionale. Ma Salmo primo dice, su Salmo primo, la parola del Signore, io amo questo Salmo, la parola del Signore su Salmo primo ci dice, beato, più che felice, più che realizzato, più che completo, è l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Vuoi prosperare? Chi vuole prosperare? Basta di superficialità spirituale, fratelli. Lasciamoci essere corretti dallo Spirito. Riconosciamo i nostri falli, come ha predicato il diacono qua oggi, dicendo che la città peccatrice di Ninive ha riconosciuto il loro peccato, perché non è l'immensitudine del peccato, è la riconoscenza delle immensitudini del peccato che muove Dio. Perché Dio ama il peccatore, ma odia il peccato. E Lui non vuole che noi siamo guidati, portati, governati dal peccato, no. Il Signore vuole che noi siamo liberi dal peccato, dal governo di una vita peccaminosa. Ma oggi è tutto permesso. Nessuno vuole rinunciare il convivio, la convivenza, il rapporto con i peccatori. Cammina secondo i consigli degli empi. Non vuole allontanarsi dai consigli degli empi. Perché? Perché gli fa bene. Lascia proprio questa donna. Che dice? No, non bisogna sposarsi. No. Ormai tu sei già sposato. Sono bugie che Satana semina nei cuori delle persone, dicendo va bene la tua vita così, e Gesù ci porta alla sua scuola e dice questo non va bene. Io ti amo, ma questo non va bene, perché questo ti porterà alla morte. Ma io ho la soluzione. Ravvediti, cambia. Fa un salto, libertà, lascia il passato e vive il nuovo. Dove andremo? Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. C'è stata una coccola qui? Ma la manifestazione della grazia di Dio multiforme era lì, in quella riunione, che non ha salvato la folla, ma ha reso 12 uomini capaci di trasformare
il mondo. Perché non è la quantità che trasformerà il mondo, ma sono persone trasformate che cambieranno il mondo. Non la politica del mondo, non il sistema del mondo, ma la gente del mondo. Perché è gente che cambia gente, ma non con tecnica, ma con potenza. Perché Paolo ha detto ai Romani che il Vangelo è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, prima del giudeo, dopo del greco. Alleluia! È questa potenza che trasforma. La missione della Chiesa non è di spandere solo in tutto il mondo, non è soltanto. Noi abbiamo questi anni parlato evangelizzazione la nostra e continua essendo, ma per questo nuovo anno di 2026, io come vostro pastore, per la grazia di Dio, cercherò di spandere e essere profondo. Noi come Chiesa continuiamo evangelizzando, ma cercheremo la profondità tramite l'insegnamento della dottrina, della parola, della regola che il Signore ci ha dato di vita. La missione non è solo di spandere il mondo nel mondo, ma di togliere il mondo delle persone perché siano e diventino discepoli. Gesù ha detto: andate per tutto il mondo e fate discepoli di tutte le nazioni. Espansione e profondità. Ma questa espansione a livello di organizzazione bisogna cominciare a livello di organismo, perché è l'organismo che muove l'organizzazione. Amen? Non è la struttura di una bella chiesa che farà avere un organismo, ma è l'organismo che ci farà avere una struttura organizzata, che si spandi, ma che come organismo cresce. Come cresceremo questo anno? In profondità. Quale sarà la nostra crescita? In profondità. Missione è questo. Noi oggi abbiamo ricevuto una parola e magari tu hai le radici molto sparse, ma lo Spirito ci invita a scendere, con profondità e trovare le acque, e trovare l'alimento, e trovare la vita. Perché quando la Chiesa, quando noi saremo scolti, mossi, non ci smuoveremo, non usciremo, perché saremo saldi, continueremo costanti e saremo sempre abbondanti. Questo è il prezzo del discepolato, è di consegnare al Signore la sua vita, ma di soprattutto non solo consegnare, ma di rendere spazio allo Spirito Santo di introdurre la sua parola, la sua regola, il suo modello. È importante vedere
chi riceve, sa qual è la grande testimonianza della Chiesa? È la testimonianza della trasformazione personale. E qui guardo persone che, se voi guardate, non sapete la storia precedente, ma ognuno di noi abbiamo una storia precedente, e per essere oggi qua il Signore ha lavorato tanto in noi, perché noi abbiamo dato spazio. Amen? Fai di me un vaso nuovo, dove gli altri possano bere la tua acqua viva, acqua che toglie la sete. Fai di me un vaso nuovo, dove gli altri possano bere la tua acqua viva, acqua che toglie la sete. Oh Signore, tu mi salvasti, oh mio Signore, dal mondo dove vivevo. Quale amor mi copristi col tuo sangue, mi riempisti della tua vita. Vita eterna tu m'hai dato, oh mio Signore, alla croce quando moristi. Quale amor, quella croce su Calvario, dove tu desti la vita. Fai di me un vaso nuovo, dove gli altri possano bere la tua acqua viva, acqua che toglie la sete. Possiamo cantare insieme? Fai di me dove gli altri possano bere la tua acqua viva, acqua che toglie la sete. Amen? Fratelli, in questo momento faremo la raccolta delle decime delle offerte e continuiamo avanti servendo il Signore, anche abbondanti. Nostri frutti non sono solo i frutti spirituali. I frutti spirituali sono quello che lo Spirito genera in noi, il frutto spirituale. Ma noi siamo anche abbondanti nel regno di Dio tramite quello che offriamo al Signore, perché noi ci rendiamo partecipi nella causa del Signore. Come Barnaba ha detto, io renderò tutto al Signore, perché io sono partecipe di questo mistero. E noi siamo partecipi di questo mistero. Sì o no? La causa è del pastore, la causa è di una persona, di un'organizzazione, la causa è di Dio. E se è di Dio, è nostra. Amen? Quindi abbiamo gli impegni, e i fratelli sanno tutti gli impegni che abbiamo. Quest'anno abbiamo fatto un barattolo missionario e alcune persone hanno restituito questo barattolo, altri no. Se qualcuno manca restituire il suo barattolo, cerchi il fratello Wallace, diacono Wallace, per restituire a lui questo barattolo, così verrà contabilizzato e messo alla disponibilità dei propositi che sono stati fatti. Per 2026 noi faremo non solo il barattolo. Chi vuole continuare e prendere il suo barattolo può prendere per 2026, ma noi faremo il taloncino missionario, che ci saranno le foto dei nostri missionari. Quindi quest'anno noi investiremo nei nostri missionari e quelli che sono con noi. Amen? Noi abbiamo, oltre la missione in Italia, noi abbiamo la missione in alcune parti dell'Europa, in Africa, e sono 10 paesi dove abbiamo la missione.
E questo anno di 2026 stiamo aggiungendo altre due, che è la Svezia, che già facevamo un lavoro missionario, e l'Albania. E quindi questi fratelli, la missionaria Mirella che lavora là in Svezia, e il pastore Antonio che conoscerete adesso, lui parteciperà come un partner, si dice così, della nostra missione. Noi coopereremo con lui, che da più di 30 anni fa l'opera del Signore in Albania, ha fondato già diverse chiese e adesso continua curando le chiese nonostante ha già i suoi 66 anni, però continua servendo il Signore con gioia. Amen? Quindi noi per 2026 avremo questo taloncino dove chi vorrà volontariamente prendere quel taloncino e compromettersi mensilmente di versare la sua quota missionaria per il sostegno della missione, non solo quello che facciamo affitto, perché le decimi, le offerte che raccogliamo servono per il sostegno di queste cose, di queste necessità, no? L'affitto, luce, acqua, però il taloncino sarà specifico per la manutenzione di queste persone che sono impegnate nell'opera del Signore e stanno svolgendo un lavoro missionario. Quindi ogni mese del 2026 noi avremo un video qua portando alla Chiesa un resoconto del lavoro di quei fratelli che stanno operando nella missione, ok? Quindi avremo un taloncino che sarà pronto per la Santa Cena di questa settimana, di domenica prossima, che è il prima domenica di dicembre, e noi avremo la Santa Cena del Signore e saranno disponibili questi taloncini. Tu avrai il tuo taloncino, ogni mese tu ti comprometterai con una quota, dirai il valore che puoi contribuire mensilmente, e ogni mese tu cerchi il fratello Wallace alla fine nel culto di missione, sempre nel culto missionario, che è l'ultima domenica del mese. Allora nel culto missionario noi porteremo la nostra offerta di quel taloncino per rendere disponibili ai missionari, ai propositi, e ogni mese saranno qua. Nella Santa Cena verrà l'elenco delle persone che lavorano con noi, che riceveranno questo sostegno per fare questo proposito. Ci sarà il nome e cosa fanno, in che servono. Amen? E noi avremo questi taloncini missionari, che è questa quota missionaria, che non è la nostra decima. Amen? La nostra decima noi versiamo quando il diacono fa la raccolta, noi versiamo la nostra decima, sia tramite bonifico, contanti, la carta, abbiamo diverse possibilità. Quindi se potete fare, fatelo. Amen? Non è una cosa obbligata, perché Dio non vuole niente obbligatorio. Dio vuole un cuore allegro. Ma se a volte noi guardiamo quei bambini in Africa, no? E diciamo, adottare un bambino in Africa è bello, ma sappiamo che non sempre è vero. Perché c'era una ragazza che lavorava con questi tipi di associazioni e ha detto che di quello che loro prendevano dalle persone non arrivava nemmeno 5 euro per quella famiglia. Invece noi manderemo quello che riceveremo direttamente a loro. Quindi abbiamo in Kenya la famiglia missionaria che lavora lì, abbiamo in Mozambico la famiglia missionaria, abbiamo Antonio in Albania, la Mirella in Svezia, abbiamo le nuove iniziative missionarie che si svolgono anche dentro il territorio, come la missionaria Jamili che svolge un bellissimo lavoro con i bambini,
e quindi verrà anche sostenuta di questo progetto, e tante altre cose che faremo durante l'anno, va bene? Quindi vorrei chiedervi, se possibile, che nel prossimo mese, nella Santa Cena, prendete quel taloncino, mettete dentro la vostra Bibbia e così prendete questo impegno di non avere un bambino, ma di avere la possibilità di sostenere tanti altri che vengono sostenuti spiritualmente dalla nostra missione. Amen? Avete capito? È obbligatorio? Bene, volontariamente, perché Dio vuole un cuore gioioso. Amen? Quindi vorrei pregare e ringraziare Dio per la nostra offerta. Vediamo il video che Pastore Antonio ha preparato, ha mandato a noi, abbiamo adattato perché lui è un brasiliano che vive in Albania 32 anni e quindi non parla in italiano ma parla portoghese, e allora abbiamo adattato il linguaggio perché potevamo capire, ok? Ma noi manderemo un saluto a lui, perché ciò che importa, fratelli, non è quello che noi verseremo oggi, e quello che verseremo è importante, ma lui, quando ho detto Pastore Antonio, i bambini possono cantare mentre noi offriamo? Preparategli per cantare. Allora, ho detto Pastore Antonio, se noi possiamo essere d'aiuto al ministero in Albania che tu svolgi, cosa possiamo fare? E lui ha detto, pastore, prega per noi, perché qua è un campo missionario molto difficile. Ho detto, bene, un'altra cosa che possiamo fare, e lui ha detto, abbiamo bisogno di personale, manca operaio. Ho detto, pregheremo per questo, ma un'altra cosa che possiamo aiutare, e lui ha detto, pastore, io non ho bisogno di una macchina, perché riesco a camminare a piedi, prendo autobus, vado di là, di qua, faccio tutto a piedi. Ma la cosa che ho detto, qual è la cosa che ti disturba di più? E lui ha detto, guardi, come io sono 100% missionario, lavoro a tempo pieno nella chiesa, io a volte riesco a vendere delle pannocchie di mais, a fare qualcosa da mangiare, con questi soldi, queste cose riesco a aggiungere per pagare il mio affitto, perché lui abita nello stesso palazzo dove c'è la chiesa sotto, lui abita sopra. E lui ha detto che la sua preoccupazione mensile è quell'affitto. Ho detto, e quant'è questo affitto? E lui ha detto, non so quanto milione di lek. Ho detto, mamma, milione? E ho detto, e quanto è in euro? E lui ha detto, 300 euro. E ho detto, mamma mia, una chiesa e una casa missionaria funziona con 300 euro. E questo per lui è un disturbo, perché quando raccoglie le offerte, quando fa i conti, c'è tanti milioni, ma che quando si trasforma, lui dice, io non riesco ad arrivare alla metà, e per questo devo vendere queste cose per aggiungere. E io, quando sono stato in Albania, ho comprato veramente le pannocchie di mais, che mi piace tanto, no? E una pannocchia di mais, fratelli, costa 30 centesimi di euro. Come fa quest'uomo ad arrivare a 150 euro in più per aggiungere nell'affitto, vendendo solo queste cose? E quindi non sto dicendo la quantità che noi daremo, io sto dicendo la disponibilità che metteremo. Quindi oggi noi faremo la raccolta, e dopo, dov'è che ho il barattolo? Prendi il barattolo, e dopo noi, della raccolta della Chiesa, per il sostegno della Chiesa, noi volontariamente faremo un'offerta, perché i taloncini saranno per 2026. Quindi, però, io vorrei arrivare da lui con un'offerta questo mese per il suo bisogno della chiesa lì. Va bene? Vediamo il
il suo messaggio dopo i bambini cantano e noi offriremo. Prima nella raccolta noi facciamo le decime e le offerte e dopo noi faremo la consegna, se vogliamo, di questa offerta missionaria. Prima loro che cantano e facciamo la raccolta. Ok. Che bella. Tu eri così, guarda, quando ho visto Anthony, mi sono ricordato immediatamente di te, perché tu eri così bellissima e sei arrivata a casa mia. Saluta la Chiesa la pace del Signore. Amém. Guarda nostro Jean come è cresciuto. Dio è vivente, no, non è morto. Dio è vivente, no, non è morto. Dio è vivente, no, non è morto. Dio dentro me, lo sento se le qui, lo sento dentro a me. Io canterò, io griderò, io canterò, io griderò, alleluia. Quando il cielo si apriranno, che gioia lo sarà. Canterò, griderò, alleluia. Dio è vivente, no, non è morto. Dio è vivente, no, non è morto. Dio è vivente, no, non è morto. Lo sento dentro me, lo sento che lei qui, lo sento dentro intorno a me. Io canterò, io griderò, io canterò, io griderò, alleluia. Quando il cielo si apriranno, che gioia lo sarà. Canterò, griderò, alleluia. Quando il cielo si apriranno, che gioia lo sarà. Canterò, griderò, alleluia. Amen. Glória a Dio. Pega a minha busta per fare mia offerta. Allora, fratelli, io ho detto, facciamo una preghiera per le decime e le offerte che sono state consegnate stamattina. Padre, vogliamo ringraziarti di tutto quanto è stato versato per la tua opera, la fedeltà, l'amore, la gioia, la partecipazione di ogni fratello nel poco, ma nel molto e nella causa. Signore, ognuno come ha messo in cuore di fare, come ha messo come proposito di servirti, che tu possa ricompensare ogni famiglia e che il tuo nome sia, Signore, glorificato e che tu possa moltiplicare nella vita di ogni casa, di ogni famiglia, Signore, ciò che loro hanno versato e quelli che non hanno, Signore, che possano anche loro avere per il sostegno della sua casa, per vivere di modo degno, Signore, ma anche per la tua gloria e che possano anche servirti con quello che tu dai, nel nome di Gesù. Amen. Vediamo il video.
Chiesa Arca Missionaria Italiana. È una grande gioia essere qui per parlare con voi, con i fratelli. Prima di tutto, la pace del Signore a tutti. Siamo felici di poter parlare a una Chiesa che ha una visione missionaria. Una Chiesa che ama il Signore, che ama i perduti e che porta nel cuore l'impegno della grande commissione di raggiungere i popoli non raggiunti. Sono felice di sapere che i fratelli stanno pregando per noi, che già partecipano con loro, aiutandoci in questa guerra spirituale, che è sempre una guerra forte e intensa. Ma sappiamo che siamo un solo corpo, e quando il corpo è unito, con lo stesso ideale e lo stesso proposito, la vittoria viene dal Signore. Per questo sono felice, sapendo che i fratelli sono già con noi qui. Bene, presentandomi. Mi chiamo Antonio Barbosa Coelho. Sono arrivato in Albania il 16 ottobre 1991 e appena arrivati abbiamo incontrato un albanese, un insegnante, che aveva imparato la lingua portoghese senza mai essere uscita dall'Albania fino ad allora. E aveva imparato molto bene il portoghese e insegnava l'albanese al popolo. Fu un miracolo di Dio che non avremmo mai immaginato. Questa era una grande domanda per noi: come avremmo imparato l'albanese? E Dio aveva preparato un insegnante per noi. Dio è sovrano, vero? Così siamo arrivati qui e abbiamo iniziato a studiare la lingua alla fine del 1991. Nel maggio del 2002 abbiamo iniziato a fondare la nostra prima chiesa nella città di Burel, che si trova nella regione nord del paese. E nel mese di luglio ci siamo trasferiti lì. Allo stesso tempo abbiamo iniziato anche un lavoro a Leia, che è una città relativamente vicina a Burel, della stessa regione del nord. Lavorando in queste due chiese è importante ricordare che ero insieme al pastore George Louis da Susa di Manseno e alla sorella Sueli. George è pastore e lavora in Inghilterra e Sueli è sposata e vive negli Stati Uniti. Eravamo in 3 e l'opera è cresciuta sia a Burel che a Leia, grazie a Dio. Tra gli anni 2000 e 2001 abbiamo iniziato un'altra chiesa qui nella capitale, a Tirana, dove abbiamo lavorato fino al 2016. Dopo siamo rimasti 8 anni al sud, nella città di Rimara, e l'anno scorso siamo tornati di nuovo nella capitale. Tornati nella capitale, stiamo lavorando nella stessa chiesa che avevamo fondato. I fratelli ce lo hanno chiesto perché c'era una grande necessità e la situazione era molto difficile dato che il pastore che ci aveva sostituito era partito. Così abbiamo continuato il lavoro che avevamo già iniziato e allo stesso tempo stiamo aiutando anche un'altra chiesa qui, nella capitale, che è pure senza pastore. Oggi ci prendiamo cura di 2 chiese. La nostra visione è piantare chiese. E per fondare una chiesa è necessario evangelizzare. Evangelizzare con ogni mezzo possibile e in ogni fascia d'età. Questo significa attirare le persone alla chiesa, discepolarle, battezzarle, insegnare loro le vie del Signore, farle crescere nella fede e formarle affinché assumano la chiamata di Dio, affinché prendano il loro posto nel regno. Grazie a Dio, oggi abbiamo vari pastori che si sono convertiti nel nostro ministero e che stanno servendo il Signore a tempo pieno. E la nostra sfida più grande oggi è raggiungere i perduti, visto che neppure il 2% dell'Albania conosce Gesù. È ancora un grande campo missionario, molto impegnativo. Abbiamo molto bisogno del vostro sostegno in preghiera affinché Dio apra il cuore delle persone, apra la mente del popolo e che ci dia unzione, rinnovamento e forza ogni giorno. Che i fratelli possano abbracciarci attraverso la preghiera, stare con noi in quest'opera, pregando per l'Albania ogni giorno, benedicendo l'Albania e benedicendo questo popolo. E che l'opera del Signore prosperi qui. Amen, fratelli? Is worthy to be praised. Because many people ask themselves that question. Io vorrei che Priscilla registrasse questo momento per la Chiesa qua, mandare un saluto.
questo culto è iniziato giovedì in Albania, perché è un raduno giovanile che lui sta facendo, e finisce oggi, giovedì, venerdì, sabato e oggi. Loro sono radunati con i giovani, formando i giovani, preparandoli. È un tempo di immersione sulla parola di Dio. Fratelli, qua c'è la bandiera e noi faremo oggi diversamente, ok? Prima noi manderemo un saluto al pastore Antonio e la chiesa in Albania, va bene? Faremo un saluto e dopo vorrei chiedere Talis, vieni, coopera nella raccolta qua. Fate così, guarda. Uno prende così, un altro fa come una macca. E così ognuno versa la sua offerta, che questa offerta va direttamente a lui, al pastore Antonio, ok? Fate quello che volete. E se volete usare il POS, Luca sarà qui. Mandiamo un saluto a loro. Io parlerò in portoghese e dopo parlo in italiano, va bene? Parleremo in italiano a lui. Noi diremo a loro: noi siamo in preghiera per voi. O meglio, diciamo quella frase del pastore Roberto che dice: voi non sarete mai liberi delle nostre preghiere. Amen? Voi non sarete mai liberi delle nostre preghiere. Pastore Antonio, pace nel Signore, che Dio ti benedica. Noi siamo qua a Firenze insieme ai fratelli dopo il culto missionario, la mattina missionaria. Siamo radunati in preghiera e qui abbiamo adorato al Signore e abbiamo sentito il messaggio che tu ci hai mandato tramite il video. Vogliamo dirti grazie della tua vita dedicata all'opera del Signore e che il Signore ti benedica e ti dia forza, salute e molta grazia per continuare avanzando nel regno di Dio in Albania. E la Chiesa a Firenze vuole mandarti questo saluto e mandarti un messaggio dicendo: voi non sarete mai liberi delle nostre preghiere. Amen. Dio vi benedica. Dopo io parlo in portoghese a lui, perché la Chiesa è italiana, io che sono brasiliano. È vero o no? Giusto o no? Dobbiamo mandare un saluto in italiano. Io parlerò con lui in portoghese. Amen? Allora noi faremo la nostra offerta e vorrei dire che abbiamo messo un proposito che voi non sapevate. Noi avevamo tante difficoltà quest'anno e ho detto: Signore, io farò un sacrificio con la Chiesa. Tutte le offerte di tutti i culti, le monete noi metteremo da parte e non verseremo per la Chiesa locale. Alla fine dell'anno noi raggiungeremo tutte le monete e manderemo alla missione, in missione. E abbiamo raccolto un barattolo e mezzo di monete in questo periodo, che si concluderà oggi con quello che sono entrati là. E dopo nella Santa Cena diremo quanto abbiamo raccolto di moneta e dove andranno. Va bene? Questa offerta va in Albania e questa noi parleremo e vediamo a chi. L'anno scorso abbiamo dato 500 paio di Crocs in Kenya, ricordatevi? Quest'anno vediamo dove arriverà le nostre offerte, va bene? Allora, preferite venire qua o che loro passino e girino con la bandiera? Cosa preferite? Ci muoviamo un pochino? Mettiamoci in piedi. Gloria al Signore.
Canto io, va bene con voi? Sono venuto per lodare, è facile, è solo ripetere. Son venuto per lodar, son venuto per lodare il nome di Gesù. Son venuto per lodar, son venuto per gioire, son venuto per gioire nel nome di Gesù. Son venuto per gioire. Entrò nella mia vita, quel giorno mi salvò, mi diede un'altra via e adesso felice son certo mai mi lascia, per gioia canterò. Son venuto per lodar, son venuto per lodar, son venuto per lodare il nome di Gesù. Son venuto per lodare, son venuto per gioire, son venuto per gioire nel nome di Gesù. Son venuto per gioire. Padre, nel nome di Gesù vogliamo ringraziarti di questa mattina missionaria, della vita dei nostri fratelli che sono venuti stamattina per lodare il tuo nome. Abbiamo sentito la tua parola che veramente ci colpisce, che essa ci trasformi, che essa ci riempia ogni giorno e sia la motivazione del nostro vivere. Benedice ogni famiglia, ogni casa, sostiene ogni situazione che è sfuggita dalle nostre mani, ma che rimangano e sono nelle tue mani, nel tuo controllo. Ti prego per darli ancora, Signore, per Vinicius e per Anthony, Signore, che questo momento sia un grande culto, perché pensavo esta notte, quel baby shower è stato cancellato perché tu certamente hai spostato e hai trasformato un baby shower in un grande culto di gratitudine che noi, la tua Chiesa, renderemo per la vita di Anthony. Signore, il tuo strumento, che è il tuo servo piccolino, ma è il tuo servo, Signore. Benedice questo bambino con salute. Signore, libera di infezione, sia con lui, a Ramantri, a Sheribi, come a Subria. Sì, Signore, io so come tu mi parli e so che tu hai dato ordine agli angeli, c'è proprio lì, Signore, un circolo di angeli attorno a quella incubatrice, Signore, che sta combattendo, Signore. Io so che tu stai combattendo per Anthony e che tu, Signore, per la tua gloria, per la tua volontà, ci farai gioire nella vittoria, perché sarà così nel nome di Gesù e noi confermiamo, diciamo amen. Ti prego anche, Signore, per Pastore Antonio, per questa offerta, per tutto ciò che lui svolge là, Signore, per i bambini albanesi, per i progetti dell'orfanatrofico in Albania, per la scuola per i bambini, Signore, che tu possa rendere questo sogno realtà e glorificare il tuo nome, Signore, in quel luogo, nel nome di Gesù. Amen e amen. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo
il grande amore di Dio, nostro eterno Padre, la comunione e consolazione dello Spirito Santo siano con tutti, oggi, domani e sempre. Nós diciamo amen. È stato il compleanno della Nemesis e della Sofia, che io ho saltato perché non c'ero e l'altro ero malato, e vorrei anche, i fratelli hanno festeggiato, ma come non c'ero vorrei lasciare anche il versetto per la meditazione della Nemesis e anche per la meditazione della mia piccolina scimettina, che è il versetto che si trova su Salmo 20, versetto 4, che dice che il Signore compie il desiderio del tuo cuore, Nemesis, secondo la sua volontà. Questo è il versetto per te, perché Dio sa cosa tu desideri nel tuo cuore. E per la mia scimmietta, Salmo primo, è questo Salmo. Se tu cammini sulla via del Signore e se tu sarai vicino alle acque, che è il Signore, non capisce quello che dico adesso, ma un giorno capirai. Ma Gesù è tutto per te. Amen? Tu sarai un grande albero di Dio. Chi può dire amen? Gloria al Signore. Preghiamo per loro. Venite qua. Vieni, bebezinha. Vieni con l'amica. Vieni con l'amica. E dov'è l'amica di Nemesi? Deve venire sempre con un amico. Allora, l'amico prega per l'amico. Mette la mano in testa. Così. Prega. No, è contrario. Prega per lei, va bene? Signore, in questo momento ti presento, Signore, sia la Nemesis che la Sofia, che hanno compiuto anni nella tua presenza. Grazie, Signore, perché vediamo la Sofia crescere in grazia, in conoscenza, in statura, in salute, in benedizione, che tu possa liberarla, Signore, di ogni attacco del nemico, di ogni, Signore, proposito del nemico, e che lei possa crescere ancora e diventare un albero fruttifero nel tuo regno e per la tua gloria. Benedice sia lei che i suoi fratelli e i suoi genitori, tutta la sua famiglia, e che tramite lei, Signore, grandi benedizioni arrivino nella sua casa. Nel nome di Gesù, Padre, ti prego per il suo ingresso e la sua uscita nella scuola, che lei possa anche essere grande fra gli uomini. Nel nome di Gesù, Padre. Nel nome di Gesù ti prego anche, Signore, per la Nemesi, per la sua vita spirituale, per la sua vita fisica, Signore, per la sua vita emotiva, per il suo matrimonio, per la sua famiglia, per la sua casa, e vogliamo benedirla, e d'accordo al versetto che ho lasciato, che tu possa compiere ogni desiderio secondo la tua volontà. Signore, che lei possa continuare essendo verdeggiante nella tua casa, nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Nemesis, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri scimmietta, tanti auguri a te, scimmiettita. Auguri. Che Dio vi benedica, fratelli, una buona settimana, e facciamo il tavolo e mangiamo quello che c'è, per la gloria di Dio.